Allora fu riconosciuta la presenza della Morte Rossa. Come un ladro, di notte essa era sopraggiunta e tutti i convitati caddero uno ad uno nelle sale dell'orgia bagnate da una rugiada sanguinosa e ognuno morì nella disperata positura in cui era caduto soccombendo. E la vita dell'orologio d'Epano si spense con quella dell'ultimo di quei personaggi festanti. Le fiamme dei tre piedi spirarono e le tenebre, la rovina e la Morte Rossa distesero su tutte le cose il loro dominio sconfinato.